Ma bravo, vai, ribadisci. E che miracolo! E che miracolo! Amici belli, amici, che suono incredibile, proprio incredibilissimo. Shitstorm verso Dazon, nessuno ha visto niente. L'Inter, mamma mia, no, peggio. Forza Napoli sempre, il trappolone, attenzione al trappolone. Schifo Mario Rui, schifezza e costringe al fallo Dem. Cominciamo subito con una schifezza. Seconda schifezza di Mario Rui, dai. Politano, bravo col destro, bravissimo. No! Zielinski. Adoro quando Politano va col destro perché non te lo aspetti, bravo. Bravo Simen, se l'è pigliato pulito. Vai, Lollo, sì. Ah, non quello Simen. Bravo Mario Rui. Dai, quando bisogna dirlo. 2 schifezze e una cosa buona. Anzi, 3 schifezze perché un cross è andato alle stelle, ma una cosa buona adesso l'ha fatta, sarà lui l'uomo partita. Buono Politano per Di Lorenzo, dai. Fabian col destro, bravo. Eccolo. Che mazza scassato! Mamma mia, Manolas, schifezza! Ma come si fa a non saper dosare un passaggio semplice per il centrocampista? Io non lo capisco. Dai, cazzo, dai, punisci, insegna! Parata. C'è qualcuno che è morto al centro? Andiamo a rivedere? Cioè, non ho capito, se prende un pestone non è fallo. Boh? Non è che si è fatto male da su... Cioè, non è che è impazzito. Aia! Bellissima azione, dai, concludila! Oh, notch! Bellissima, tutti di prima, lo scambio di prima. Gattuso non ha idee, il Napoli non ha gioco, non sappiamo giocare, vi dovete stare zitti. E fammi sottolineare anche il tocco di Osimhen. Guarda, gli tacco, dai, e finiamola. Provaci. Ah, ce l'avevi lo spazio là? Io non ho mai visto una cosa del genere. Tenevamo la palla a noi dalla Sampdoria. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ma veramente. Ultimamente c'era la palla. Madonna santissima! È finito il momento di lasciare il like per un dominio, penso, assoluto. Insomma, tra il tacchino parla chiaro, i polli pure. Like, subito, valanga di like, che dopo ne dobbiamo parlare live. Ehi, ma che state facendo? Via. Schifezza di Di Lorenzo. Vai Fabiano, vai fino in fondo. Bravo. Zelu. No. Bravo Mario Rui, la diagonale. Sì, va bene, questo è giusto tirare perché l'hai recuperata tu e prima sei stato più altruista, bravo. Ma bravo, vai, ribadisci. E che miracolo. No. Ospina. Fabian, molto bene oggi. Dai Lollo. Buono. Dai Rui, dai, a colle e l'autogol quasi, per anticipare Osimhen. Questo è il momento in cui dobbiamo o segnare o altrimenti ci ammosciamo, siamo più forti. Questo è il momento fragile mentalmente. Ecco qua, ammonito Di Lorenzo dopo ammonito Di Lorenzo per eccesso di presunzione, di calma e la parata di Ospina. Ah, mano, niente. Ah, il fuorigioco vi salva, niente. Va bene. Mamma mia, dove sta sto fuorigioco? Ecco qua. Mamma mia, Koulibaly quest'anno non ha azzeccato un passaggio lungo. Una cosa, mamma mia, quest'anno proprio zero. L'impostazione di Koulibaly. No, è qua. Vabbè. Dai, serve qualche cambio. Invece di urlare, fai entrare qualcuno. No, veramente, non sto scherzando. Perché se urli vuol dire che non stanno facendo buono il pressing che vuoi. Fai entrare qualcun altro. Senza urlare. Ecco qua. No, vabbè, io lo sapevo. Perché poi se entra a freddo Meret, no, io resto perché sta più caldo. Però non salta su questa cosa qua. E se entrava a freddo comunque Gattuso out, perché non si cambia il portiere a freddo, ma quello è infortunato. E comunque questo calcio d'angolo è quello successivo all'azione dove quello non ha spinto. Si appoggia sopra, non lo fa saltare con le 2 mani sulle spalle. Sulle due mani sulle spalle non si può fare. Mi dispiace. Se siamo amici e salti... Ragazzi, ma questa deve essere una sveglia, Dai Mertens.
Dai Mertens. Insigne. Ma questa munizione a Lozano, no? Ma veramente? Io una munizione così non l'ho mai vista in vita mia. Cioè, quello sta saltando per prendere tranquillamente il pallone. Il portiere lo anticipa, basta. Mamma mia, il grande colpo di petto di Osimhen è un classico suo. Grande Temme. C'è. Mertens, perché hai allargato così tanto? Che pallone di Mertens per Osimhen, chiudila, sì! E dai, che pallone di Mertens per Osimhen. E tutti voi stavate dicendo, ma perché hai fatto entrare Mertens, che siamo sbilanciati e stiamo subendo un pochino troppo la Sampdoria? Lo so, l'avete detto tutti, lo so, anche io l'ho pensato. Il calcio è questo. Osimhen, guarda dove l'ha messa. È finita. Sbaglio o questo è il 12° clean sheet insieme all'Inter, record italiano? Ne parliamo live. Un bacio ma forte da New York, Valerio Fluido e tutto. Un po' di sofferenza, però poco, se vediamo le statistiche, poco. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Io non mi ricordo come mi chiamo.